Il Gran Premio di Spagna disputato a Barcellona è stato appannaggio di Sebastian Vettel che ha preceduto le McLaren di Lewis Hamilton e Jenson Button, quarta l'altra Red Bull di Mark Webber, solo quinto il pilota iberico Fernando Alonso con la rossa di Maranello. Nella classifica piloti il tedesco Sebastian Vettel è al comando del campionato iridato di Formula 1 con 118 punti, che è il risultato di un poker di vittorie ed un secondo posto. La piazza d'onore è occupata dal britannico Hamilton della McLaren con 77 punti. Il ferrarista Alonso è solo quinto con 51. Domenica 29 maggio, con partenza alle ore 14, si disputerà il 69esimo Gran Premio di Monaco, che rappresenta una delle gare più attese del campionato di Formula 1. In un fine settimana a dir poco sfortunato, il team Rangoni e Aldo Ponti portano a casa un quarto posto in gara 2, dopo essere stati costretti a dare forfait in gara 1. A Varano, nel secondo appuntamento stagionale della Seat Leon Supercoppa Italia, Ponti, dopo un terzo posto e un quarto a Imola, riesce ancora una volta a giungere fra i primi, nonostante che in gara 1 il motore che ha fatto le bizze lo ha costretto al ritiro. Dopo essere partito col sesto tempo di qualifica, Ponti è riuscito a conquistare la quarta posizione. Poteva essere ancora una tappa importante per il driver della Rangoni Motorsport senza l'imprevisto capitato, ma comunque ancora una volta Ponti ha dimostrato di essere entrato nel novero dei migliori protagonisti di questo campionato. Alla trasmissione radiofonica Fari Puntati Su di Ciao Radio è intervenuto nella puntata di mercoledì 18 maggio il giornalista Marco Tarozzi, caposervizio del quotidiano L'Informazione di Bologna, per presentare il proprio volume L'Angelo Controvento, che racconta la storia e la tragedia del campione di motociclismo Angelo Bergamonti. Una storia bella quella di Angelo Bergamonti, che vale la pena non dimenticare, il motociclista appunto che non conobbe la fortuna. L'ex tennista azzurro Adriano Panatta, appassionato di motonautica, tenterà di superare il primato della rotta che da Venezia porta a Monte Carlo. Sarà alla guida di un bolide offshore per stabilire il record di 23 ore e 55 minuti. Con Adriano Panatta alla guida del Sonepar Racing Team vi sarà Giancarlo Cangiano. Il tentativo sarà effettuato tra il 12 e il 19 giugno e dipenderà dalle condizioni meteo. La prova è stata annunciata a Sorrento nella Convention Passion for Speed. Il bolide offshore partirà dalla Laguna Veneta intorno alle ore 22 con in programma 2 pit stop a Santa Maria di Leuca e a Nettuno. I 4 veicoli ecologici realizzati da 3 scuole emiliano-romagnole finanziati da un progetto della regione Emilia-Romagna gareggeranno alla manifestazione che si tiene in Germania dal 26 al 28 maggio. Questa particolare competizione viene vinta dal prototipo in grado di percorrere più chilometri consumando meno carburante. Sono 2 le categorie di veicoli previste dal regolamento: i prototipi e gli urban concept, che possono essere alimentati con vari tipi di energia, dalla benzina all'idrogeno al fotovoltaico. Dei 222 team selezionati nel mondo, 16 sono italiani. Per l'Emilia-Romagna, la regione più rappresentata, partecipano l'Itis Da Vinci di Carpi, l'Itip Bucci di Faenza e l'Ipsia Ferrara di Maranello. Il Motoclub Dragone di Calcinelli di Saltara organizza nella giornata di domenica 5 giugno un tour di mezza giornata per andare a visitare borghi e castelli e località del territorio marchigiano, con destinazione che viene decisa al momento anche in base a eventuali eventi che si svolgeranno sul territorio, o più semplicemente si viene a conoscenza di aperture di musei e castelli da visitare. La partenza da Calcinelli è fissata alle 8:30, mentre il rientro è libero e previsto comunque per l'ora di pranzo. Al concorso d'eleganza di Villa d'Este l'Alfa Romeo 6C 2005 SS è stata premiata con la Coppa d'Oro. La vettura è un coupé costruito nel 1942 dalla carrozzeria Bertone ed è dotata di un motore 6 cilindri di 2443 cm3. La 6C 2005 è stata l'ultima delle grandi Alfa Romeo disegnate su misura da Iano, prodotte in quantità relativamente limitate prima della Seconda Guerra Mondiale e subito dopo la stessa. Sulle
rive del lago di Como la BMW ha presentato una concept car fuori concorso per celebrare i 75 anni di una pietra miliare della storia dell'automobilismo. La Casa di Monaco ha svelato in anteprima mondiale al concorso appunto di bellezza di Villa d'Este 2011 uno studio progettuale in onore della BMW 328, appunto la BMW 328 Homage, trasferisce i principi e il carattere della vettura di allora all'era moderna, presentando una possibile interpretazione di come gli ingegneri Fritz Fiedler e Rudolf Schleider avrebbero costruito la BMW 328 ai nostri tempi. La Mille Miglia, a distanza di 54 anni dall'ultima edizione agonistica, ha reso omaggio alla Maserati col passaggio della rievocazione storica dallo stabilimento del Tridente a Modena. Le vetture, fra le quali 9 Maserati, hanno attraversato i cortili interni della fabbrica nel quale sono state prodotte tutte le Maserati a partire dal 1939. La carovana della Mille Miglia è entrata dal cancello di Viale Ciro Menotti, ha lambito i padiglioni in mattoncini rossi costruiti dagli orsi alla fine degli anni 30 ed è sfrecciata di fianco alla palazzina direzionale e alla torre, innalzati nel 2002 e sono uscite su via Divisione Acqui, l'attuale ingrasso appunto della fabbrica. L'azienda fu fondata a Bologna dai fratelli Maserati, si trasferì a Modena dopo l'acquisto del pacchetto societario da parte del commendator Adolfo Orsi. La tradizionale rievocazione storica Bologna Passo della Raticosa, classica di regolarità per auto storiche ed organizzata dal Camebo, il club automoto d'epoca di Bologna, sotto l'egida di ASI, si svolgerà sabato 28 e domenica 29 maggio. La manifestazione è giunta alla 24esima edizione e lungo le 603 curve della strada della Futa si arrampicheranno le autovetture in possesso di certificato di identità ASI. Il programma prevede alle ore 10 di sabato le operazioni di punzionatura e accreditamento, mentre alle 14:30 avverrà la partenza della prima vettura dal Boscolo Tower Hotel. Le vetture transiteranno per Loiano, Monghidoro, Passo della Raticosa, Passo della Futa. Domenica 29 maggio invece le vetture percorreranno le strade della pianura bolognese e modenese.